Il documento di economia e finanza regionale rappresenta il documento di programmazione annuale principale attorno a cui e dal quale dovrebbero discendere poi tutti gli altri documenti che avremo in ordine del giorno nelle prossime settimane, a partire ovviamente dal bilancio di previsione. E devo registrare in premessa che esiste una distanza abissale tra il contesto nel quale noi ci muoviamo, dai dati di fatto attraverso i quali dovremmo costruire la nostra proposta di programmazione e appunto la proposta politica che è contenuta in questo documento di programmazione. Allora, per cominciare ad esprimere un giudizio compiuto che abbia, diciamo, qualche elemento di oggettività rispetto a questo documento di economia e finanza, dobbiamo, a mio giudizio, avere ben chiaro il quadro di riferimento nel quale ci muoviamo, che non è un quadro di riferimento che propone la consigliera Camani, è il quadro di riferimento certificato nella parte di premessa di questo documento, il quadro macroeconomico, che partendo dal contesto internazionale e arrivando fino alla declinazione delle condizioni di salute, dello stato di salute della nostra regione, racconta le variabili con le quali dovremmo misurarci e sulla base delle quali dovremmo costruire la nostra programmazione. E il quadro di riferimento che emerge da questo documento, ma se lo vogliamo ancora più aggiornato, basta andarsi a leggere, come sono certa tutte le colleghe e i colleghi hanno fatto, l'ultimo rapporto di Banca d'Italia, che ha un focus specifico proprio sulla nostra regione. E ci muoviamo dunque, dicevo, in un contesto nel quale il prodotto interno lordo è ai minimi storici, a livello europeo per una serie di variabili, diciamo, di geopolitica internazionale, a livello nazionale ma anche a livello regionale. Faccio notare che dall'anno scorso e per la prima volta l'indicatore della crescita del PIL regionale Veneto procede esattamente con lo stesso ritmo di crescita del contesto nazionale, cioè per la prima volta il Veneto non corre ad una velocità diversa dal resto del paese, ma anzi in maniera leggermente più lenta rispetto al trend nazionale. C'è un dato molto preoccupante che riguarda gli investimenti privati che per la prima volta arrivano in terreno negativo anche in questa regione. Guardate bene che questo è un dato che andrebbe letto non soltanto nell'attualità ma anche in prospettiva, perché quando calano gli investimenti privati significa che c'è un'aspettativa negativa rispetto all'andamento del trend economico. La manifattura, che è il comparto produttivo più importante anche della nostra regione, ha tutti gli indicatori con segno meno, la produzione, il fatturato, l'utilizzo degli impianti. Inizia a calare, o meglio, cresce molto meno del solito anche il reddito disponibile, in particolar modo quello analizzato in termini reali, e cioè al netto dell'impatto che ha l'inflazione nel nostro territorio, soltanto 1,5 punti in più rispetto all'anno precedente, e contemporaneamente aumenta la propensione al risparmio delle famiglie venete. Il combinato disposto di questi due elementi ci dà e ci conferma il segnale negativo rispetto alle aspettative sui prossimi anni e gli anni che abbiamo davanti. Ci sono alcuni dati molto interessanti che secondo me dovremmo provare a leggere e capire e comprendere insieme, che riguardano in particolar modo l'andamento del tessuto produttivo della nostra regione. Per la prima volta quest'anno si contrae il numero di aziende attive nella nostra regione e si contrae non in maniera omogenea. Chiudono principalmente le piccole imprese, quelle non strutturate, le imprese individuali, le imprese artigiane, mentre sembrano consolidarsi le grandi realtà e le società di capitali. Questo è un dato che dovremmo imparare a leggere, perché significa che la letteratura su cui abbiamo infarcito i nostri programmi elettorali del piccolo e bello, giusto Assessore Marcato, sono fallite, e non lo dico io, lo dicono gli indicatori. E questo è ovvio che sia così, perché in un mondo globalizzato con una competizione che si alza abbiamo due strade davanti: o mettiamo in campo strumenti efficaci che contribuiscono al consolidamento delle piccole realtà all'interno di filiere o di distretti, ma direi più di filiere, oppure ovviamente
il tessuto produttivo fatto all'80% di piccole e piccolissime imprese è destinato ad arrancare. Anche l'export presenta dei segnali molto preoccupanti per la nostra regione, che è un territorio che ha sempre fondato il proprio successo produttivo su questo asset. Andiamo in crisi perché va in crisi la Germania, che è il nostro principale mercato di riferimento, in particolar modo per l'automotive e la siderurgia, ma va in crisi anche tutto il settore lusso, quindi calzaturificio, comparto moda, a seguito anche della crisi cinese. E per la prima volta anche sul comparto lavoro iniziamo ad avere alcuni indicatori che ci dovrebbero preoccupare, perché è ovvio che se noi guardiamo i dati in percentuale sembra che attraversiamo una fase di piena occupazione, ma sappiamo benissimo che in realtà la percentuale cresce perché diminuisce il numero assoluto di lavoratori sul mercato e quindi ci troviamo in una condizione in cui, malgrado le imprese cerchino lavoratrici e lavoratori, non li trovano per una serie di ragioni, non da ultima quella del mismatch, del cosiddetto mismatch, che in questa regione evidentemente non ha prodotto politiche adeguate. Dentro questo contesto di lettura macroeconomica molto preoccupante, che dovrebbe preoccuparvi e preoccuparci, abbiamo anche degli elementi congiunturali particolarmente significativi. Come sapete, da quest'anno è stato riattivato il patto di stabilità e crescita europeo, che fa tornare gli Stati membri in una modalità di contenimento della spesa pubblica sul modello di quello dell'austerity, tanto che il governo italiano ha dovuto adottare un piano strutturale di bilancio pesantissimo che prevede tagli lineari a tutta la spesa pubblica, inclusi enti locali e regioni. Ci muoviamo in un contesto in cui c'è un finanziamento per il comparto sanità gravemente insufficiente, e poi su questo dirò alcune cose, e dunque in generale dobbiamo affrontare una fase con un impianto della finanza pubblica e delle regole generali fortemente restrittivo, che ci ritroviamo noi come tutte le altre regioni italiane. La relazione riporta anche una parte significativa sul decentramento della finanza pubblica, che riprenderò quando guarderemo il bilancio della Regione Veneto e in particolare la questione legata alla legge di stabilità. Perché in realtà, se devo fermarmi ad analizzare la parte del decentramento della finanza pubblica riportata in questo documento di economia e finanza, devo dire che si leggono alcune pagine molto interessanti di fantasia politica, di teoria di finanza pubblica, che nulla hanno a che fare con il contesto reale nel quale ci muoviamo, ma ne discuteremo sicuramente nelle prossime settimane. Quindi abbiamo un quadro complicato, abbiamo un contesto internazionale che vede diversi teatri di guerra ancora aperti, alcuni con effetti diretti, penso a quello ovviamente russo-ucraino, sull'economia dei nostri territori, e indipendentemente dal giudizio politico che vogliamo dare, è evidente come anche l'elezione di Trump negli Stati Uniti d'America incrementi il livello di incertezza dell'economia europea. E in questo contesto, dicevamo prima, anche la regione del Veneto arranca, sia sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo sociale. Vanno male, lo certifica il vostro documento di economia e finanza, basta leggerlo, consigliere e consiglieri. Molto male gli indicatori sulle azioni e gli effetti per il miglioramento delle politiche di contrasto al cambiamento climatico. Molto male in questa regione, è scritto nel documento, gli indicatori sulla produzione dell'energia rinnovabile, quindi diciamo sul cammino della regione del Veneto rispetto alla riconversione ecologica. Molto male gli indicatori sociali. C'è un incremento della povertà assoluta e relativa, c'è un incremento del disagio sociale, c'è un incremento delle differenze e diseguaglianze tra le persone. Dentro questo contesto, che non vi sto dicendo io, che ho desunto leggendo la prima parte del documento di economia e finanza,
La programmazione che voi ci proponete nelle missioni nelle quali si articola la proposta programmatica della Giunta Zaia sembra avvenire davvero in modo totalmente asincrono rispetto alla realtà. Citerò solo alcuni esempi. La discussione attorno all'autonomia. Se stiamo sostenendo che la finanza pubblica è blindata dentro uno schema di gioco che prevede tagli, austerity e rigore, oggi proporre un atteggiamento, uso questo termine perché non posso usarne altri visto che sotto il profilo normativo e tecnico siamo bloccati dopo la sentenza della consulta, ma avere un atteggiamento rivendicativo che sembra poter lasciare intendere che si possa prefigurare uno scenario della finanza pubblica in cui ci arrivino maggiori finanze e maggiori risorse significa vivere in un altro pianeta rispetto alla realtà. Tanto che persino i vostri ministri a Roma vi dicono che la riforma sull'autonomia, se mai dovesse produrre un qualche risultato, lo farà a costo zero. Dunque, se il tema è qual è lo strumento che mettiamo in campo per contrastare questa tendenza alla restrizione e alla difficoltà, uno strumento senza soldi, secondo me siamo fuori strada e affrontiamo una guerra complicatissima con le armi sbagliate, totalmente sbagliate. Anzi, la affrontiamo soltanto, come sempre abbiamo fatto, sventolando una bandierina di propaganda, che lo va benissimo, che può essere argomento di talk show o anche tema di libri interessanti da pubblicare, ma non può essere un argomento serio che noi utilizziamo nel momento in cui dovreste spiegarci come intendete, sotto il profilo economico-finanziario, affrontare la crisi di cui vi ho parlato. C'è un tema enorme che riguarda il mondo del lavoro e la connessione che questo ambito dovrebbe avere con le politiche di formazione. Se diciamo che in Veneto ci sono imprese che cercano dei lavoratori e delle lavoratrici e non li trovano, abbiamo un problema che richiederebbe un focus specifico di politiche pubbliche regionali, proprio perché questa è la regione della produzione, del lavoro e dei lavori. Invece il dato che noi vediamo sugli andamenti occupazionali, ieri citavo il dato record delle ore di cassa integrazione autorizzate, 8 milioni, non lo vedevamo dal 2014. Io, se sono un amministratore regionale, mi pongo il problema di ciò che avverrà nei prossimi mesi. È vero che le ore di cassa integrazione sono quelle autorizzate e non ancora quelle utilizzate, ma dà il segnale dell'aspettativa che le imprese hanno. Intanto le chiedono, perché nel mirino c'hanno le difficoltà che dovranno affrontare. È che se questa prospettiva, questo mirino, questo focus ce lo hanno le imprese e non la giunta della regione, è un problema. C'è la questione del sistema economico di cui vi parlavo prima. Se vediamo che le performance delle nostre imprese non reggono di fronte alla congiuntura di cui abbiamo parlato, dobbiamo inventarci degli strumenti per evitare che la crisi congiunturale del nostro sistema produttivo si trasformi in crisi strutturale, perché già le stiamo lasciando sul campo delle imprese che non sono in grado da sole di affrontare questa fase complicata. Peraltro, per la prima volta anche nella nostra regione inizia a manifestarsi quel fenomeno che peraltro è già accaduto in contesti, diciamo, più avanzati sotto il profilo imprenditoriale, penso alla Lombardia, di aumento della distanza tra i top player, cioè le imprese che per dimensioni e capacità innovativa sono riuscite anche in questa regione a diventare delle eccellenze, che sono sempre meno, ma esistono, e la massa delle altre piccole imprese che rimane indietro rispetto a questa modalità di realizzazione di sviluppo economico. Faccio un esempio molto semplice. Se il governo Meloni taglia al 100% i fondi dell'automotive che erano previsti, è un problema per tutto il Paese,
ma è un problema principalmente nella regione che fa della manifattura e della filiera dell'automotive una punta di diamante del proprio sistema produttivo. E se il presidente Zaia mi risponde che la sua soluzione è convertire il comparto automotive veneto nell'eurospaziale, come ha avuto modo di dire, dimostra di vivere fuori dal mondo, perché noi qua non abbiamo gli stabilimenti Tesla. Noi qua abbiamo una serie di piccolissime imprese che stanno dentro la filiera dell'automotive, a partire dai carrozzieri, che non posso convertirli a fare reattori per i razzi spaziali. Ed è quello che dicevo prima, la differenza tra i problemi delle imprese e delle persone e le proposte che voi avanzate dentro questo documento. C'è un tema enorme che riguarda i giovani, lo ha detto benissimo la vicepresidente Ostanel, incentrando su questo una parte significativa della sua relazione, che però dovrebbe essere al centro della nostra discussione. Abbiamo le università più eccellenti d'Italia e lo certificano gli indicatori. Abbiamo dei talenti e non siamo in grado di trattenerli qua. Qualche giorno fa ho sorriso vedendo un post del presidente Zaia in cui raccontava la vicenda di, nome di fantasia, Jonathan, ragazzo veneto che, no, Matteo mi pareva fosse, Matteo, ragazzo veneto eccellente, che ha studiato ingegneria dell'automotive all'Università di Reggio Emilia ed è stato assunto con un incarico molto significativo a Maranello in Ferrari. E Zaia diceva: guarda le eccellenze venete. Sì, le eccellenze venete sono i giovani veneti che vanno a studiare nelle università in Emilia e trovano da lavorare nelle imprese ultratecnologiche di Reggio Emilia e di Maranello. Queste sono le eccellenze venete dal vostro punto di vista, non che non lo sia Matteo, Jonathan, ma noi, il presidente di una regione, dovrebbe celebrare i giovani veneti che in questa regione studiano, hanno capacità e possibilità di formazione e possibilità e capacità di realizzazione professionale. Se io fossi il presidente della regione del Veneto, l'esperienza di Matteo la citerei come certificazione del fallimento delle politiche regionali rispetto alle opportunità per i giovani. Altro che eccellenze. C'è il tema della cura del territorio, su cui ha parlato lungamente il collega Zanoni, dirò solo alcune cose. Su questo guardate che abbiamo due problemi enormi da affrontare, certificati in questo documento e dimenticati dalle politiche che portate avanti. Il primo problema riguarda la cura del territorio. C'è una questione che riguarda l'inquinamento in questa regione enorme. Ricordo che l'inquinamento dei PFAS in Veneto è l'episodio di peggior inquinamento di acque a livello nazionale. Poi è vero, avete fatto una legge in cui avete diminuito il livello accettabile di PFAS, ma fare una legge che diminuisce il livello di PFAS accettabile nell'acqua senza togliere il PFAS dall'acqua, a me sembra una presa in giro. C'è un tema enorme di inquinamento dell'aria connesso ovviamente alla morfologia, tutto quello che volete, ma non è un indicatore che migliora nel tempo, è un indicatore che peggiora. I nostri figli vivono in un contesto ambientale inquinato, nell'aria e nell'acqua. C'è un tema enorme che riguarda il consumo di suolo. Anche qua la distanza siderale tra ciò che dite e ciò che fate. Se diciamo che il consumo di suolo è un problema generale, se diciamo che è sbagliato occupare territorio con nuove edificazioni, se diciamo che ha un effetto negativo sia sul piano degli ecosistemi, ma anche sul piano della tenuta idrogeologica della nostra regione, ma mi spiegate perché il Veneto anche nel 2024 è la regione in Italia che ha consumato più nuovo suolo? C'è qualcosa che non funziona. Se nell'analisi del problema dite che questa è una criticità e non mettete in campo politiche che invertano questa rotta,
siamo destinati all'estinzione politica, mettiamola così. E infine, sempre a proposito di cura del territorio, c'è il grande tema delle azioni di mitigazione e di contrasto al cambiamento climatico. Se il cambiamento climatico è in corso, poi su questo dirò un'altra cosa, e se noi abbiamo visto, purtroppo sperimentandolo sulla pelle delle venete e dei veneti, che gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più devastanti anche nella nostra regione, malgrado tutti gli interventi che abbiamo fatto di messa in sicurezza, ma ci vorremmo porre due problemi prima o poi. Il primo è rivedere dalla radice quel piano di interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, perché non basta più qualche bacino di laminazione. Evidentemente in un territorio così fragile bisognerebbe avere la capacità di inventarsi programmi più innovativi. Guardi, Presidente Sandonà, a me l'idea che un'altra regione sia messa peggio di noi non mi consola, ma questa fa parte della poca ambizione, siccome evidentemente a lei e ad altri basta sapere che Bonaccini va più sotto di Zaia, io non mi accontento, siccome io non sono qui per rispondere alle cittadine e ai cittadini dell'Emilia Romagna, ma a quelli del Veneto e in particolare, Presidente Sandonà, quelli della zona dove abita lei, quello del Campo San Pierese per esempio, che nell'ultimo anno sono andati sotto 2 anni. Se lei vuole andare a Campo San Piero a spiegare che non si lamentino perché tanto a Ravenna vanno sotto di più, se vuole andiamo insieme a spiegarglielo. Per cui potete rispondermi con tutte le battute che volete. Se questa è la risposta che voi date ai cittadini che vi chiedono maggiore attenzione in territori che vanno sotto, ne prendo atto. Mi lasci dire che a me non sembra sufficiente, soprattutto perché dove sta lei si va sempre sotto, malgrado i bacini di laminazione. Ultima questione connessa esattamente a questo argomento, è che una volta che siamo andati nel Campo San Pierese a spiegare che non si devono lamentare perché vanno comunque sotto meno di Ravenna e di Cesena, o noi affrontiamo alla radice il tema delle politiche di contrasto al cambiamento climatico o non andiamo da nessuna parte. Perché l'atteggiamento per cui, ma cosa vuoi che succeda, non siamo noi una piccola regione che cambia il contesto globale, è una spiegazione che vale fino a un certo punto, perché se tutti fanno questo ragionamento, e devo dire che da quando la destra governa il mondo tutti fanno questo ragionamento, a partire dagli Stati Uniti d'America, con Trump che ha già annunciato che vuole uscire dagli accordi di Parigi, se cominciamo così, cioè se pensiamo che non sia nostro dovere, nostro compito, occuparci di politiche serie per contrastare il cambiamento climatico e quindi per rivedere al fondamento il nostro modello di sviluppo, se non lo facciamo tanto dal Veneto quanto dagli Stati Uniti d'America, finisce male e non saremo mai in grado di mettere in campo soluzioni di mitigazione dei danni sufficienti. Io credo che queste siano alcune delle sfide che io mi aspetterei di poter discutere all'interno di una sessione che dovrebbe riguardare la programmazione, le linee generali, gli interventi di prospettiva, magari non tutti immediatamente realizzabili, che la Regione del Veneto prova a mettere in campo. Ma ci sono poi un'altra serie di macro argomenti, per tornare a parlare di persone, che sono totalmente assenti dal vostro interesse ed è un elemento altrettanto preoccupante. Ne citerò solo alcuni, quelli che invece a me sembrano cruciali, ma magari ce ne sono sicuramente altri, anzi spero che nel corso del dibattito ne emergano anche altri. Ora, colleghe e colleghi, io non so se voi vi siete accorti, immagino di sì, ma all'interno della nostra regione, non solo della nostra regione, esiste un problema enorme che si chiama crisi abitativa. Quando parlo di crisi abitativa non mi riferisco soltanto all'edilizia residenziale pubblica, cioè alla necessità di trovare un alloggio quelle persone che per condizioni soggettive non sono in grado di accedere alle condizioni di mercato ad una casa, il disoccupato, il disabile, l'anziano.
Ma ormai il problema della casa ha travolto anche quella che un tempo consideravamo la classe media, cioè una famiglia normale che lavora, che ha uno stipendio normale, accettando in premessa ovviamente che la definizione stipendio normale è inaccettabile, ma su questo poi tornerò, e non sono in grado di accedere a una casa nel mercato del lavoro. Io ho un'amica che sta cercando casa a Padova. A Padova vendono monolocali da 40 metri quadri a 250.000 euro. L'assessore Marcato lo sa. Affittano bilocali da 50 metri quadri a 950 euro al mese. Ovvio, Padova è una città universitaria e quindi ha la pressione abitativa non soltanto dei residenti ma anche degli studenti. Ma non è che a Cittadella o ad Abano la situazione sia molto diversa, non è che a Rovigo la situazione sia diversa. Ora, io credo che se noi vogliamo affrontare con serietà un tema che è strettamente connesso alla coesione sociale della nostra regione, dovremmo porre il problema della casa in testa alle nostre politiche regionali, che, lo ricordo, mi dispiace che non c'è l'assessore Corrazzari, che è una delle competenze delle regioni insieme allo Stato, cioè la necessità di garantire l'accesso alla casa non soltanto ai fragili, ma anche alle persone, ripeto, normali, che hanno una condizione soggettiva accettabile e che alle condizioni di mercato non sono più in grado di trovare casa. E questo avviene mentre il patrimonio pubblico regionale degli alloggi sta disfacendosi in assenza di manutenzioni continuative. C'è tutto il tema delle fragilità. Oggi non c'è l'assessore Lanzarin, ma so che ha ben presente il problema. Ci sono una serie di questioni che riguardano la disabilità e la non autosufficienza, lo sa bene la vicepresidente Bigon, che ormai non sono più affrontabili con le armi ordinarie. Le famiglie non sono più in grado di sostenere il costo dei servizi di cui queste persone hanno bisogno e che sono certo servizi sanitari, ma sono principalmente servizi di natura sociale o socioassistenziale. E in tutti questi anni siamo sopravvissuti soltanto perché abbiamo sfruttato il lavoro del terzo settore, della cooperazione sociale, che ha sopperito a ciò che il pubblico non era in grado e non è in grado di garantire. E avete interpretato in questi anni il concetto di sussidiarietà alla veneta, che non è, caro terzo settore, aiuta il pubblico a fare meglio le cose che il pubblico deve fare, ma è, caro terzo settore, fai tu perché io non ho i soldi per farlo. E ora arriviamo ad un punto, e la discussione sul bilancio lo renderà evidente, che anche la cooperazione sociale che si occupa esattamente di questa funzione è arrivata alla fine della corsa, perché come aumentano i costi delle materie prime per la strada pedemontana, aumentano anche per la cura delle persone, perché come dovrebbero aumentare gli stipendi di tutti i lavoratori, sarebbe utile che iniziassero ad aumentare anche gli stipendi delle operatrici e degli operatori del mondo cooperativo, che non sono in questa regione lavoratori a tutti gli effetti, sono lavoratori sfruttati, perché in questa regione, purtroppo non solo in questa regione, chi lavora nella cura delle persone è pagato pochissimo, meno degli altri, che se ci pensate è un paradosso. Noi affidiamo i nostri figli, i nostri genitori, le persone con delle difficoltà a degli operatori che sono pagati meno di un metalmeccanico che aggiusta bulloni. Ma vi sembra un contesto normale nel quale proviamo a fare programmazione? Ultimo tema, diciamo, nell'ambito sociale che mi è venuto in mente, spero che poi anche a voi ne vengano in mente altri. Abbiamo un problema enorme che si chiama denatalità in questa regione, anche in questa regione. Perché di denatalità non si occupa mai la politica? La politica non si occupa di curva demografica perché solitamente
per poter mettere in campo politiche che invertano o rallentino questa curva o questa decrescita, bisognerebbe avere la capacità di fare politiche di lungo periodo. Perché faccio una politica oggi, ma ora che convinco le persone o metto nelle condizioni le persone di cambiare il loro progetto di vita, passano decenni. E quindi la politica non si occupa mai di denatalità. E ci ritroviamo in un contesto come quello in cui siamo oggi, dove non è che ci mancano i bambini e chiudiamo le scuole, quindi non è un problema di qualche anno, ci mancano i lavoratori adulti e non possiamo far funzionare le fabbriche. Tant'è che ormai anche Confindustria dice importiamo braccia per lavorare. Ora, io penso che su questo, e quindi sul tema della denatalità, a parte che ci sono esperienze che hanno funzionato, quindi piccole realtà territoriali che hanno messo in campo politiche sociali per la famiglia che hanno ottenuto dei risultati. Io penso che noi anche in questo ambito o siamo in grado di costruire delle proposte integrate che sono in grado di mettere le persone nelle condizioni di valutare in maniera positiva la possibilità di avere dei figli, oppure anche in questo caso stiamo subendo, come dire, senza fare nulla, il trend che ci vedrà travolti. Ieri una collega intervenendo ha richiamato a quella possibilità che avevamo valutato l'anno scorso di mettere in campo delle politiche, ad esempio, che incentivassero la riduzione delle rette degli asili nido. Ora, io non so, l'anno scorso avevamo immaginato, era stata la correlatrice Luisetto, l'anno scorso avevamo immaginato ad esempio di utilizzare dei fondi FSE+. Io non lo so se sia possibile o se la Giunta abbia esperito questo tentativo, ma se non è quello dovrebbe essere un altro. Cioè, se noi diciamo che, ad esempio, una delle tante cose, che è necessario intervenire sul costo delle rette degli asili nido per poter incidere sulle politiche per la famiglia e poi non lo facciamo, vuol dire che ci arrendiamo, che non ci interessa, che dal nostro punto di vista non è un problema che vogliamo affrontare. E chiudo giusto per stare sull'altro argomento che dovrebbe essere al centro non soltanto del nostro confronto, ma anche delle competenze che riguardano le regioni, ed è il comparto sanità. Ora, io non so se condividete questa lettura, ma io rimango sconcertata ogni volta che il Presidente Zaia prova a dare la sua interpretazione del perché non abbiamo abbastanza personale, perché nell'ordine è passato da noi facciamo i concorsi ma nessuno si presenta, ma è colpa dello Stato perché ha sbagliato la programmazione nelle borse di studio, cos'altro ha detto? È colpa della programmazione. Ora, anche su questo, al netto, appunto, ripeto, provando a fare una distinzione tra ciò che uno dice quando fa propaganda e ciò che uno dice quando è dentro quest'Aula cercando di trovare e ragionare insieme sui problemi e trovare delle soluzioni. Ma se io faccio i concorsi regionali per i lavoratori del comparto sanità e i concorsi vanno deserti, ma mi porrò il problema di come convincere le persone a venire a fare il medico in Veneto? Partendo da un dato semplicissimo: prova a pagarli di più, prova a metterli nelle condizioni di poter esercitare la loro professione senza sottoporli a stress. Ci sono tanti argomenti che si possono usare. Il peggior argomento che un politico può usare è dire che non è mai colpa sua per niente. Quando noi 2 anni fa abbiamo denunciato la carenza di medici di medicina generale, situazione che sta peggiorando continuamente, perché noi denunciavamo quella situazione avendo la lunga visione del livello di pensionamenti da qua al 2035. Ma perché in quel momento la regione del Veneto, che è la regione del Veneto che decide quante borse di specializzazione nel corso regionale di medicina generale, perché 3 anni fa non abbiamo aumentato il numero di borse
di studio per la medicina generale? Perché 3 anni fa non abbiamo aumentato l'importo di quella borsa, magari per convincere qualche giovane in più, anziché andare a fare il manager a Maranello, a venire a fare il medico di base in questa regione? Ma se io do 800 euro al mese a un medico specializzando in medicina generale, ma secondo voi sto rendendo quella professione attrattiva oppure no? Per andare poi, se tutto va bene, a fare una professione, il medico di famiglia, con 2000 assistiti da seguire, magari in un territorio disagiato senza alcun benefit, ma c'ha ragione chi non partecipa a quel concorso? O c'ha ragione un presidente di regione che non guarda dentro questi problemi? Perché non l'ho mai sentito una volta dire aspetta che forse posso fare qualcosa. È sempre colpa di qualcun altro. Non c'è una parola sulle aggressioni del personale medico a proposito di attrattività. Solidarietà ai medici aggrediti, solidarietà agli infermieri, ma la Regione del Veneto, rispetto a questo tema dell'aggressione del personale, il governo abbiamo visto che ha fatto una legge vuota, con qualche inasprimento di sanzioni, sempre con questa interpretazione, diciamo, sanzionatoria e penalista dei fenomeni sociali. Ma la Regione del Veneto, quante risorse ha stanziato per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sanità, piuttosto che del comparto del trasporto pubblico locale? Quante risorse abbiamo dedicato alla formazione di questi operatori perché sappiano riconoscere il pericolo? Quanti contratti abbiamo stipulato per aumentare la vigilanza o la videosorveglianza in quei reparti? Faccio degli esempi di cose che si potrebbero fare se ci fosse un presidente di regione che vuole risolvere qualche problema. Qualche, non dico tutti, me ne basterebbe uno ogni tanto. Uno ogni tanto. Nel documento di economia e finanza, vi faccio notare, colleghe e colleghi, nella missione sanità non c'è una riga sulla salute mentale. Non dico non ci sono contenuti soddisfacenti, non c'è scritta una parola. Voi lo sapete quanti studenti universitari in Veneto si sono tolti la vita nell'ultimo anno? Si sono buttati giù dai palazzi della nostra regione. E voi non pensate sia necessario scrivere una riga per politiche regionali che contrastino il disagio psicologico dei giovani della nostra regione? Perché poi ci lamentiamo di che non hanno voglia di fare niente, com'è collega Ostanelli, li disegniamo sdraiati sul divano a non fare niente. Abbiamo un progetto di legge a prima firma Bigon sullo psicologo di base di questa regione, non riusciamo a discuterlo. È un tema o non è un tema? È un tema o non è un tema? Per me è un tema. E per Favero no, e neanche per Marcato. Ce ne siamo accorti, se ne sono accorte le famiglie del Veneto, se ne sono accorte le ragazze e i ragazzi che chiedono aiuto e trovano la sua porta, assessore Marcato, chiusa, perché per lei non è un problema. Sì, sì. Purtroppo io, assessore Marcato, che notoriamente non sono una particolarmente simpatica e spiritosa in generale, tanto meno lo sono, non ho voglia né di ridere né di scherzare. Posso parlare, Presidente Soranzo? Prego collega, continui, Grazie. prego, assessore, la prego. Io non le ho detto che deve ridere quanto voglio io, quando posso parlare, poi guardi, può prendere Assessore, la parola in la ogni prego, momento. se dopo le vuole intervenire, la prego. Io non le ho detto quando deve ridere lei o quando non deve ridere lei, le sto dicendo che io personalmente, quando parlo del disagio psicologico dei ragazzi, non mi viene da ridere, se a lei sì ne prendo atto. Tornando al punto, abbiamo capito perfettamente come la pensa, poi se vuole esplicitare.
Collega, continui per piacere, grazie. Presidente, non sono io che devo continuare, dovrebbe chiedere agli assessori di lasciarmi parlare. Ho Però a microfono Ho già diciamo. pregato l'assessore Bene, di... grazie. Grazie. Provo a continuare. Prosegua, grazie. Torno. Per questo, secondo me, torno da dove ero partita, per questo ho sostenuto l'impressione di questa distanza significativa tra la realtà che tutti noi sperimentiamo più o meno ridendo tutti i giorni e gli impegni programmatici che ci sono dentro questo documento di economia e finanza. Io non riesco a riconoscere, a ritrovare una conseguenzialità tra questo contesto e le politiche pubbliche che voi ci proponete. E perché questo avviene? Una prima ragione è perché ogni anno il vostro documento di economia e finanza si traduce in uno scoppiazzamento delle proposte dell'anno precedente, come anche molto spesso anche male, come se da un anno all'altro non fosse successo niente, come se dal 2020 al 2025 non fosse successo nulla. Non so se ve ne siete accorti, ma è cambiato il mondo. Abbiamo iniziato questa legislatura attraversando una pandemia che ha riscritto completamente le dinamiche sociali, i bisogni delle persone, le necessità di cura, il mondo del lavoro, la produzione. Eppure per voi è solo un copia e incolla dal 2020 al 2025. Non c'è conseguenzialità perché in parte questo documento è soltanto, diciamo, un esercizio retorico di un insieme di affermazioni generiche, una sequela di generici impegni che però non si traducono poi in politiche concrete, e lo vedremo tra 2 settimane quando vi chiederemo conto di come le cose che scrivete qua non stanno dentro il bilancio che ci avete proposto. E io penso che un po' questa assenza di conseguenzialità stia anche nel fatto che qualcuno in questa amministrazione regionale vive fuori dal mondo, vive su Marte, dove effettivamente tra un libro, una presentazione del libro, un applauso, un palcoscenico, una comparsata in TV, non ha più il contatto con la realtà di questa regione, che non è l'inaugurazione della sagra, che non è il taglio del nastro all'impianto tecnologico nell'ospedale di Bassano. La realtà di questa regione è fatta di famiglie che non trovano la casa, di studenti che non riescono ad andare con l'autobus a scuola e che devono temere per la loro vita nelle strade, di lavoratori che sono sottopagati, di imprenditori in difficoltà che non arrivano a fine mese e non accedono al credito, di famiglie che vedono la casa allagata. Non è solo l'eccellenza, e sono capaci tutti di governare l'eccellenza. Sono capaci tutti di dire che bravo che sono, ma è quando bisogna mettere le braccia e le mani e i piedi nel fango che c'è la differenza tra chi ha a cuore i problemi della propria regione e chi gli basta fare un po' di marketing pubblicitario e di propaganda politica. Capaci tutti di governare una Ferrari che corre a 100 all'ora. Anch'io, che non sono un autista provetto, faccio una bella figura se sto sulla Ferrari col pieno. Ma se devo occuparmi anche di una 500 col cambio rotto, chi è capace di guidare la 500 col cambio rotto? E quando si governa una regione non si può scegliere selettivamente di occuparsi solo delle eccellenze perché le difficoltà non le vogliamo guardare. In questo documento di economia e finanza, banalmente, che dovrebbe rappresentare i programmi della Regione del Veneto del 2025. Ops, vi siete dimenticati di scrivere che aumentate le tasse? Com'è sta cosa? Com'è che nelle 4 pagine in cui parlate di autonomia, di fiscalità, di tributi locali, non c'è neanche una mezza riga dove dite in queste condizioni abbiamo valutato che potrebbe essere opportuno che aumentiamo le tasse, che facciamo una manovra fiscale? Ma quanto è attendibile questo documento se non c'è neppure la riga che è la grande novità dei 15 anni di Zaia? Cioè, dopo 15 anni, cosa che non avevate mai fatto, che avevate deciso di non fare testardamente, cambia completamente la politica fiscale della regione
anche solo sul piano politico, perché il dato politico è oggettivo, e nel documento di programmazione economica e finanziaria vi dimenticate di scrivere che da quest'anno mettiamo l'IRAP. Vi dimenticate di scrivere nel documento di economia e finanza che, per esempio, faccio degli esempi, che la Regione del Veneto intende partecipare alle Olimpiadi invernali giovanili del 2028, che è strano, perché ci avete presentato un emendamento in cui ci mettete quasi 8 milioni su questa cosa e non lo trovo nel documento di economia e finanza. Cioè voi decidete di utilizzare 8 milioni per partecipare a un evento sportivo e non lo scrivete nel documento di economia e finanza. Parlate delle Olimpiadi Cortina, Milano-Cortina, ma non scrivete questo, però ci mettete 8 milioni. Ma qual è la connessione tra quello che scrivete qua e le politiche di allocazione delle risorse economico-finanziarie di cui parleremo tra 2 settimane? Perché la programmazione regionale, per la quale ogni volta ci dite che siete bravissimi, prevederebbe una certa, coerenza tra tutti i documenti che ci sottoponete. E invece se io provo ad analizzare quello che c'è scritto qua e quello che abbiamo già cominciato a vedere dentro gli atti formali e tecnici della programmazione economico-finanziaria, non c'è connessione, non c'è collegamento. Il libro dei sogni o degli incubi, dipende dagli occhi che lo leggono, è un'altra roba, che non c'entra niente con quello che c'è scritto qua. In questo libro voi mi scrivete che alla Regione del Veneto arrivano dal PNRR 11 miliardi. Ora, 11 miliardi sono arrivati e arriveranno dal PNRR, sia come soggetto attuatore regione, che come comuni, che come altri territori o soggetti. Ora, ma io vi faccio una domanda. La faccio a lei, Assessore Calzavara, ma se lei avesse così, schioccando le dita, in mano 11 miliardi, ma la cambierebbe, la rovescerebbe come un calzino questa regione? Così dall'oggi al domani, dal 20 in 3 anni, 11 miliardi. Se io fossi il governatore del Veneto e mi dicono ti do 11 miliardi, come li spendi? Ma un po' ve lo immaginate, ma ognuno si può spendere come vuole. Di certo sarebbe una regione diversa con 11 miliardi. Ma dove sono? Perché io in questi 3 anni gli 11 miliardi che hanno cambiato il Veneto non li ho mica visti? Io non li ho visti. Allora il punto non è scrivere nel documento arriveranno in Veneto 11 miliardi. Il punto è, siccome per noi i soldi, che siano pubblici, statali o regionali, sono importanti, quella volta che mi arriva un'iniezione straordinaria di risorse, ci piacciono o non ci piacciono, li voglio capitalizzare, focalizzare su queste cose qua, che sono le necessità che mi cambiano il Veneto e me lo riportano all'apice delle regioni performanti. Guardate che le altre regioni hanno fatto così, molte altre regioni hanno fatto così, hanno finalizzato questa enorme quantità di risorse non a pioggia per contentare tutti, ma su almeno una parte, su 2 o 3 elementi caratterizzanti in prospettiva. Del resto, Assessore Calzavara, abbiamo discusso per 2 sedute di questo Consiglio regionale sul PNRR all'inizio della legislatura, con il piano regionale, dei quanti erano all'inizio 100, poi la revisione. Voi ci avete detto che avreste speso una quota rilevante dei fondi PNRR per l'Hydrogen Valley. Ma dove sei? Ma io mi chiedo, ma dov'è finito? Ma faccio l'esempio che mi è venuto in mente. Avevate indicato 11 priorità. Ci avete fatto una delibera di giunta, ci abbiamo fatto una seduta di consiglio regionale, ma arriverà un punto in cui dite oh, avevamo detto queste 11 robe, a che punto siamo? No, non arriva mai, perché vi accontentate di dire 11 miliardi. 11 miliardi. Ora, dentro questo quadro, vado a chiudere, dentro questo quadro, che mi sembra di aver spiegato almeno dal mio punto di vista, la cosa più imbarazzante, uso proprio la parola imbarazzante,
di questo documento di economia e finanza regionale. E portate pazienza, vi rubo ancora qualche minuto perché secondo me è interessante se lo facciamo insieme questo esercizio. È leggere la premessa del Presidente, che direttamente da Marte, il Presidente Zaia, direttamente da Marte, scrive la sua premessa del suo 15° anno di legislatura. Come vede da Marte il Presidente Zaia? Da Marte Zaia vede la solidità del nostro sistema economico anche grazie alle politiche regionali adottate negli ultimi anni. Sulla solidità del sistema economico ho già detto prima, PIL in calo, manifattura in crisi, comparti come il mode calzaturiero alla canna del gas, vorrei sapere quanti sono i tavoli di crisi in questi comparti, crisi generale, da 2 anni a questa parte si riduce il numero delle imprese attive, le imprese artigiane sono falcidiate, che non vengono finanziate dalla Regione del Veneto da 4 anni. Quest'anno per il 25 ci sarà un taglio sui finanziamenti dello sviluppo economico lineare. Avete messo in campo Veneto Innovazione e Veneto, come si chiama l'altra? Sviluppo. Non so se vi siete accorti che è 1 anno che non riescono a girare quelle società, impegnate nel passaggio, quello che volete, ma nell'anno più cruciale per le nostre imprese i nostri strumenti non funzionano. Ma da Marte vede il Presidente un sistema economico solido. Questo è il primo argomento. Secondo argomento, nell'anno in cui mettiamo l'IRAP, nell'anno in cui inizia il buco della pedemontana, vado titoli, li abbiamo già discusso ieri, nell'anno in cui non abbiamo i soldi per fare niente, tra cui pagare le borse di studio, qual è il secondo argomento dopo la solidità del sistema economico? L'autonomia, certo. Perché siamo alla canna del gas, mettiamo l'IRAP, abbiamo delle necessità incredibili, ma la nostra priorità qual è? Occuparci del Veneto? No, la nostra priorità è far vedere che siamo il presidente dell'autonomia, perché è 15 anni che ci parla di autonomia, ovvio, secondo argomento autonomia. Ma poi poi dice, proseguiremo con l'intenso lavoro nei 3 settori chiave dell'economia veneta, trasporti. Quante risorse aggiunge la Regione del Veneto al Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale? 0. Però da Marte Zaia ha visto che invece sono dei trasporti. L'energia, sul piano del progetto delle energie rinnovabili, quanti soldi ci mettiamo, le comunità energetiche come sono messe, ma anche banalmente l'energia. Cioè se c'è una competenza che non è regionale è l'energia, però da Marte Zaia ha detto l'energia. L'energia come è il terzo punto, L'energia per Zaia è il settore chiave, l'energia. Poi raggiunge l'apice perché da Marte, su Marte non arrivano i giornali. E quindi il presidente Zaia delle cose le perde e quindi dice, quarto punto, perché il nostro territorio è attrattivo per gli investitori nazionali ed esteri. Ma gliel'avete mandato il razzetto su Marte per dirgli che Intel e Silicon Valley hanno fatto ciao alla Regione del Veneto e stiamo ancora aspettando il piano B del presidente Zaia? Ci aveva detto no, ma questo era il piano A, adesso arriva il piano B, poi serve il piano C. Ma come si fa? A pensare davvero che le persone non sappiano che l'attrattività internazionale del Veneto non esiste e ce l'hanno dimostrato le multinazionali che hanno preferito andare in un paesino in Piemonte piuttosto che venire? E stiamo ancora aspettando il dossier di Zaia. Ho fatto richiesta di accesso agli atti, non mi è stato dato, io lo voglio vedere, il dossier Veneto su Intel e Silicon Box. Lo sto ancora aspettando. Alla fine, dopo ovviamente l'energia, Silicon Box e l'autonomia, l'altra grande priorità sono le attività fieristiche. Qua mi ha spiazzato. Cioè sulle attività fieristiche ho detto ma perché? Non lo so perché. Ovviamente poi finisce con la sequenza di soldi, ci arrivano 2 miliardi dall'Unione Europea con i fondi,
ci arrivano 11 miliardi dal PNRR, premessa, manca il tema, quando si va alle elementari si dice premessa, sviluppo e conclusione. Premessa, ci arrivano i soldi, sviluppo, cosa ci faccio con quei soldi? Non c'è una riga in cui ci dice qual è l'idea di Veneto che ha, per la quale investire i 2 miliardi di FSE Plus e di fondi FESR, quegli 11 miliardi di PNRR, e poi ci sono Ostanel, perché così è contenta anche lei, 3 righe sui giovani, perché in Veneto abbiamo visto Matteo, che è un grande, che non è di Matteo, quello, ecco, questo, stiamo parlando di questa roba qua. Ora, io credo, e vado a chiudere, io credo che sia evidente a tutti, la distanza tra ciò che noi quotidianamente viviamo nella nostra esperienza personale, ciò che è scritto dentro questo documento e ciò che vedremo scritto nei prossimi documenti di bilancio. Mi permetto solo un suggerimento: forse se il presidente Zaia ogni tanto da Marte atterrasse sul pianeta Terra e venisse in questo Consiglio regionale, non che pretenda che ascolti i miei consigli e i miei interventi, però magari un po' di piedi nel fango anche a lui, le assicura Assessore Calzavara, non farebbero male alla Regione del Veneto.